Buonasera, i titoli. A Catania 5 colpi di pistola esplosi contro un'abitazione a San Cristoforo e una ventina contro un negozio di estetica di via Garibaldi. Le sparatorie potrebbero essere collegate e dirette al parente di un affiliato al clan Santa Paola Ercolano. A Palermo, tragedia della strada davanti allo stabilimento balneare della Marina. Muore una donna travolta da una moto mentre attraversava. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto alla Ocean Viking in acque internazionali, una nave con 87 migranti a bordo centrata da colpi di arma da fuoco esplosi dalla Guardia Costiera libica. Il sindaco di Valverde nel Catanese colpito con un pugno da un consigliere d'opposizione. L'aggressore si scusa e spiega nulla a che vedere con la politica. A Villabate, le porte di Palermo, il cimitero del paese è chiuso da giorni, ci sono 220 bare insepolte. Ad Agrigento, Umberto Tozzi con l'ultima notte rosa dice addio al palcoscenico. Calciomercato a Catania, il DS Pastore prepara il doppio colpo Caturano-Buglio. La squadra rossa-azzurra torna in campo per preparare la sfida di Cava, dove l'Ausilio vuole essere ancora protagonista. Buonasera, dunque 2 sparatorie sono venute a Catania, 5 colpi di pistola esplosi contro un'abitazione del rione di San Cristoforo, una ventina contro un negozio di estetica in via Garibaldi. È intervenuta la polizia scientifica, indaga la squadra mobile per capire se ci possono essere collegamenti fra appunto i 2 episodi. Sentiamo Orazio Longo. Una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella della intimidazione. Le indagini sono in corso dopo che in via Garibaldi, nel centro storico di Catania, sono stati esplosi oltre 20 colpi di pistola contro una saracinesca di un centro estetico che sarebbe di proprietà della figlia del boss detenuto Lorenzo Saitta, esponente del clan Santa Paola Ercolano e moglie di Giovanni Balsamo, lo stesso che nel 2024 era stato protagonista di un rapimento lampo da parte di finti agenti di polizia mentre si trovava ai domiciliari. I colpi alla saracinesca di via Garibaldi non sono stati gli unici sparati nella notte, perché altri 5 sarebbero stati esplosi contro l'abitazione di via Calabrò, sempre a San Cristoforo. I fatti potrebbero essere collegati. In entrambi i casi è intervenuta la polizia scientifica e indaga la squadra mobile. Repertati i bossoli, è stato necessario interdire il transito della via per alcune ore, riaprendo la circolazione stradale solo una volta ultimate le attività tecniche. Diverse le persone già sentite. Nella zona insistono varie attività commerciali e alcuni B&B. I colpi sarebbero partiti in piena notte, sparati da almeno 2 persone, spaventando anche alcuni residenti svegliati dal rumore dei proiettili. Sono stati ritrovati bossoli di calibro 7,65 e 9,21. E sulla questione della sicurezza in città si fa sentire anche la politica. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione urgente chiedendo l'intervento del Viminale con misure adeguate. Non passa giorno che non si registrino furti, rapine e scippi, ma anche minacce e intimidazioni a danno di cittadini, esercenti e turisti, ha detto la deputata Marano, componente della Commissione Antimafia all'Ars. Tragedia della strada questo pomeriggio di fronte allo stabilimento balneare della Marina a Palermo. Una donna appena uscita proprio dallo stabilimento è stata investita da una moto. La donna è morta, il conducente invece della moto è in grave condizioni in ospedale. Manlio Viola. Esce dallo stabilimento balneare e viene investita. È morta così Anna Maria Romano, 65 anni, donna molto nota in città a Palermo. La vittima era la vedova del presidente del Circolo del Tennis di Palermo, Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale della Federazione Italiana Tennis ed ex presidente del Comitato Regionale Sicilia, morto a 65 anni nel 2022, ma era anche la zia del noto tennista Marco Cecchinato. Ad investirla è stata una motocicletta condotta da un uomo di 51 anni, anche lui rimasto gravemente ferito, attualmente ricoverato all'ospedale Villa Sofia. L'uomo si trova al Trauma Center, dove i medici hanno riscontrato un grave trauma toracico che ha provocato l'ingresso del sangue nei polmoni, fratture alle vertebre, compressione del midollo e fratture alle costole. Decisive le prossime ore per capire se l'uomo dovrà essere operato. L'impatto è avvenuto all'altezza dello stabilimento balneare della Marsa, in un tratto del lungomare Cristoforo Colombo che attraversa l'intera borgata e incrocia numerosi stabilimenti balneari lungo il suo percorso.
scorso. Si tratta dell'ennesimo incidente grave di questi ultimi giorni. Appena qualche ora prima, fra Pachino e Noto, dall'altra parte della Sicilia, lungo la strada provinciale 19, era stato rinvenuto il cadavere di un uomo probabilmente rimasto vittima di un altro incidente avvenuto all'alba. Il malcapitato avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente la corsa a terra e perdendo la vita. E oggi è stata la giornata nera per i bagnanti palermitani. Un'altra donna è morta, questa volta in mare. Aida Santoro, 74 anni, era appunto in acqua quando sono intervenuti i bagnini dell'hotel La Torre a Mondello, che l'hanno vista in difficoltà. L'hanno raggiunta in pochissimi minuti, adagiata nel pattino e portata a riva. Quindi poi è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dal medico, che hanno tentato di rianimarla, ma senza successo. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto alla Ocean Viking della ONG SOS Mediterranea in acque internazionali. La nave con 87 migranti a bordo sarebbe stata centrata da colpi di arma da fuoco esplosi dalla Guardia Costiera libica. Migranti ed equipaggio sono in quarantena, individueremo il posto in cui è avvenuto e poi prenderemo le determinazioni necessarie. Dobbiamo ricostruire cosa è accaduto, così ha detto la procuratrice di Siracusa Gambino. Droga a prezzi accessibili e armi facili da reperire anche da parte di giovanissimi. A Gela cresce l'allarme per una violenza diffusa che non è più solo mafia, ma un fenomeno sociale che inquieta la città. Giro Italia. Fiumi di cocaina e crack, prezzi concorrenziali e una facilità disarmante nel procurarsi pistole e fucili. A Gela il mercato illegale non si limita più ai clan, si allarga e diventa quotidiano, un mix esplosivo che alimenta un nuovo allarme sociale. Non siamo negli anni 90, non c'è una guerra di mafia, ma le strade gelesi tornano a essere pericolose. Nelle operazioni più recenti gli inquirenti hanno raccontato di armi usate anche per discutibili questioni personali. A volte basta un like di troppo, un commento sui social e la lite diventa subito conflitto a fuoco. Un fenomeno che travolge soprattutto i giovanissimi. I vecchi incendi d'auto, marchio di fabbrica dei contrasti locali, lasciano il posto alle pistole. Oggi si preferisce sparare e non sono solo pregiudicati a imbracciare le armi. La sparatoria del 16 agosto lo dimostra. Un ragazzo incensurato ha esploso colpi contro il padre del suo rivale in amore, dopo aver trovato un revolver in appena 2 ore. Sul fronte parallelo il consumo di cocaina e crack cresce senza distinzione di ceto sociale. Un quadro totale che allarma la procura di Gela. Stiamo parlando di situazioni che sono estremamente pericolose, cioè ragazzini armati che per questioni assolutamente futili sparano per uccidere. Questa non può diventare una città in cui la gente per un parcheggio non rispettato, per una questione tra ragazzi, rischia la vita. E sto parlando non soltanto dei soggetti interessati ma anche dei passanti, perché poi questi fatti, come in passato a Gela, avvengono in luoghi frequentati pubblicamente e in orari in cui la gente c'è, quindi la gente è normale. Ma l'allarme, sottolinea il procuratore, non può restare solo nelle aule di giustizia. Serve un intervento corale che coinvolga scuole, famiglie, istituzioni e associazioni. Questa città non può dimenticare quella che è stata nel passato. Questa è una città che ha avuto 200 morti nel giro di pochissimi anni nella guerra di mafia. Fortunatamente non siamo in quel contesto, per una città che deve riflettere. Una città che intanto oggi si trova davanti a una sfida diversa: fermare una violenza che non nasce dalla mafia, ma dal quotidiano. A Palermo, in via Macheda, le giovani tunisini si sono affrontati a colpi di coltelli e bottiglie di vetro, forse per motivi legati allo spaccio. Alcuni feriti hanno seminato il panico tra residenti e turisti. L'arrivo dei carabinieri li ha messi in fuga. Adesso a Valverde, nel catanese, il sindaco Caggeggi, picchiato da un consigliere comunale, è ancora sotto shock per l'accaduto. L'aggressore, Salvatore Raciti, si scusa e parla di gesto ingiustificabile, ma che non ha nulla a che fare con la politica. Luca Ciliberti. Valverde è una comunità scioccata. L'aggressione al sindaco Domenico Caggeggi da parte di un consigliere comunale di opposizione, Salvatore Raciti, avvenuto proprio sotto il comune, è ovviamente l'argomento del giorno in piazza. Il primo cittadino è ancora visibilmente frastornato. Noi che abitiamo in un paese ci conosciamo tutti, avere un pugno in faccia alle 7 di mattina e avere questa situazione da una persona che ho cresciuto è veramente triste. I fatti. Caggeggi ieri alle 7 del mattino incrocia Raciti sotto casa. Percependo la tensione e il nervosismo, il sindaco guida fino a sotto l'ingresso del comune. Sa che la piazza è videosorvegliata. Le telecamere controllate dai vigili urbani infatti hanno ripreso tutto. Il consigliere scende dalla sua auto, raggiunge quella di Caggeggi e gli sferra un pugno in faccia. Il video è adesso al vaglio della magistratura. Noi non ci salutavamo più, ci eravamo bloccati ai cellulari, l'ho bloccato.
Io lo evitavo proprio per questo, sapeva perché era brava persona, però sai quando il cervello è pericoloso. Poi, ultimamente l'ho visto che era veramente... Tra i due i dissapori vanno avanti da più di un anno. Sembrerebbe che l'ostilità abbia travalicato i confini della politica. L'aggressore infatti è convinto che Caggeggi abbia ostacolato la sua attività imprenditoriale, l'unica agenzia di pompe funebri del paese. Dalla esasperazione ho fatto un gesto che purtroppo ho sbagliato e mi assumo le mie responsabilità e voglio chiedere pubblicamente scusa al sindaco, ma voglio precisare che non è stato nulla di fatto che politico, ma è stato solo questione personali. Il sindaco ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della vicina San Gregorio. Adesso sarà la procura di Catania a fare chiarezza. A Villabate, alle porte di Palermo, il cimitero del paese è chiuso da giorni, ci sono 220 bare insepolte. Marco Gullà. Da alcuni giorni il cimitero di Villabate, centro alle porte di Palermo, è chiuso. Oltre 200 bare aspettano infatti di essere tumulate e stanno creando dei problemi sanitari, anche a causa del forte caldo. Da qui la decisione del sindaco Gaetano dichiara di chiudere al pubblico il Camposanto. Il cimitero di Villabate è chiuso da qualche giorno, come appunto abbiamo visto, disagi soprattutto per i tanti utenti, i tanti cittadini che arrivano qui e ovviamente trovano il cancello chiuso, come questa signora. E ho detto, per favore, gentilmente, se mi potevano fare entrare, tanto non c'è nessuno, ci sono le telecamere, lei non può entrare. Anche tutte persone che hanno l'affetto ai figli, marito, figli, nipote, che che sia. Non è giusto, non è onesto questo. Se ho pensato prima a fare qua. Alle spalle c'è un problema di mancanza di spazio per le nuove salme. L'amministrazione comunale di Villabate sta facendo comunque il possibile per riaprire il cimitero in tempi brevi. Già c'erano dei miasmi, degli odori nauseabondi che purtroppo all'interno del cimitero non tutelavano quella che è l'igiene pubblica. Quindi ho emanato subito un'ordinanza di chiusura proprio per recuperare i fondi per poter ricofanare e sanificare alcune bare al cimitero. E pensiamo che in settimane riapriremo nuovamente alla fruizione da parte di parenti e conoscenti del cimitero. Problema di spazi, ma anche il piano triennale delle opere pubbliche comunali non approvato, piano che prevede proprio lavori di ampliamento del cimitero. Ma al di là di tutto questo, a pagarne sono gli utenti, come questa signora, che ogni giorno si recava al Camposanto per salutare il marito. A Ribera, nell'Agrigentino, andati in fumo migliaia di ettari di macchia mediterranea tra pini, eucalipti e cipressi sul Monte Sara. Questa è la situazione nelle immagini della forestale, lo vedete. È stato un atto ignobile da parte di piromani, denuncia Matteo Ruvolo, che è il sindaco di Ribera. E spostiamoci a Catania, dove si sono vissuti momenti di paura nel quartiere di Montepo per l'incendio divampato in un terreno pieno di sterpalle vicino a alcune case. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Per la seconda volta in meno di un anno sparisce uno dei defibrillatori pubblici collocati a Gela per salvare vite. A largo San Biagio un uomo lo ha portato via sotto l'occhio delle telecamere, scatenando rabbia e preoccupazione. Gerry Italia. Ha aperto il vano che custodiva il defibrillatore, si è guardato attorno e lo ha preso come se fosse un oggetto qualsiasi. Poi con calma lo ha infilato in una busta e si è allontanato a piedi, tutto ripreso dalle videocamere di sorveglianza di largo San Biagio vicino al cimitero. Un gesto che colpisce e indigna perché quello strumento non è un semplice oggetto, è un presidio salvavita donato assieme ad altri 3 alla città da una società privata di Palermo e messo a disposizione di tutti per le emergenze. E non è nemmeno la prima volta. A settembre del 2024 lo stesso defibrillatore era stato rubato. Pochi mesi dopo, a novembre, era stato però ricollocato grazie alla donazione di un medico in una cerimonia pubblica a cui avevano preso parte anche il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore alla sanità Filippo Franzone. Oggi la storia si ripete lasciando di nuovo scoperta una delle aree più frequentate della città. Rubare un defibrillatore può essere un problema per chi domani potrebbe avere bisogno di un defibrillatore, perché il defibrillatore è un apparecchio salvavita e noi ne abbiamo necessità e bisogno in questa città e
abbiamo necessità che i cittadini siano vigili a controllare le opere e le proprietà del comune. E l'assessore lancia anche un appello al ladro. Si è sempre in tempo a fare una buona azione, lo restituisca, anche perché non gli servirà a nulla. Avere un defibrillatore a casa non serve a nulla, serve invece avere un defibrillatore in luogo pubblico, perché c'è sempre qualche soccorritore che lo sa utilizzare e quindi si può salvare una vita. Un atto che non è solo vandalismo, ma un gesto che priva la comunità di uno strumento capace di fare la differenza tra la vita e la morte. Il Covid, incubo degli anni scorsi, circola ancora in Italia. Nei 3 mesi estivi triplicati i contagi. Gli esperti invitano alla prudenza soprattutto per anziani e fragili. Abbiamo sentito il direttore delle malattie infettive del Cannizzaro, il dottore Jacobello, che ci dice sono 2 varianti, ma al momento non c'è nessun allarme. Sentiamo Tonino De Mana. I contagi sono in progressivo aumento, ma nessun allarmismo. Il Covid continua a circolare in Italia, che passa da 200 casi di maggio agli oltre 750 di agosto, con l'occupazione dei posti letto che si aggira intorno all'1%. I numeri dell'Istituto Superiore di Sanità certificano quindi la presenza del coronavirus, che al momento si presenta in 2 varianti. Che sono Stratus e Limbus, che sono sotto l'osservazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che tipo di varianti sono e che pericolosità hanno per l'uomo? Sono varianti che certamente nascono dalla combinazione di 2 lignaggi dei virus già presenti, quindi insomma il virus continua ad avere una capacità di trasformazione della proteina S sicuramente molto efficace. Questa capacità però non si abbina a un incremento di sintomi gravi, però certamente potrebbe avere, ma questo lo osserveremo casomai nei prossimi mesi, potrebbe avere una capacità di eludere il sistema immunitario. Ancora una volta nel periodo estivo si registra un incremento di contagi, perché presto detto. Che in qualche modo è anche favorito dal periodo estivo per certi versi, in quanto i rapporti di vicinanza delle persone sono sicuramente migliorati, ma aumentati, e questo ovviamente comporta un incremento della diffusione del virus. Particolare attenzione, come sempre, va riservata ad anziani e fragili. Gli esperti invitano alla prudenza e all'opportunità di effettuare, magari in autunno, un richiamo vaccinale anche per l'influenza. Una breve pausa, poi a Catania, in via Calliope, dove scatterà a breve un'operazione di bonifica. A Catania scatta la bonifica in via Calliope, in mattinata un primo sopralluogo, priorità alla rimozione di Eternit e pneumatici. Tonino De Mana. Scatterà nelle prossime ore la bonifica di via Calliope, sepolta da tonnellate di spazzatura che gli indomiti incivili scaricano senza sosta e senza ritegno, vanificando ogni sforzo dell'amministrazione comunale. Dopo il nostro servizio denuncia non si è fatta attendere la risposta dell'assessorato all'ecologia e di Gema, che di buon mattino hanno effettuato un primo sopralluogo per organizzare le modalità di intervento, tenendo presente che tra le montagne di spazzatura ci sono anche grossi quantitativi di Eternit. Di sicuro in via Calliope bisognerà cambiare passo. Il sindaco è in prima linea per risolvere questo problema dei rifiuti. Abbiamo fatto tanto grazie anche alle vostre segnalazioni, quelle dei cittadini e i servizi giornalistici puntuali. Dovremmo certamente assumere delle iniziative, capire cosa fare in questa zona. Nelle prossime ore ci saranno degli interventi, però vediamo tanti mobili, tanti copertoni. Perché non utilizzare le isole ecologiche? Invitiamo tutti i cittadini a conferire gli ingombranti, gli altri rifiuti, escluso appunto l'organico, nelle isole ecologiche fisse. Oggi ne abbiamo presenti 5 in città, e in quelle itineranti che partiranno i primi giorni di settembre nelle varie piazze della città. Una volta completata la bonifica, l'ultima risale all'ottobre 2024, sarà necessario studiare soluzioni e prendere in considerazione anche l'ipotesi della chiusura della strada, che però, a differenza di via Ungaretti, dovrà essere valutata da più enti. Ad Agrigento Umberto Tozzi ha regalato l'ultima notte rosa della sua carriera, lasciando al pubblico emozioni che resteranno per sempre. Davide Sardo. Un'ovazione travolgente ha accolto Umberto Tozzi alla Live Arena dello Sport Village di Agrigento. L'ultima notte rosa, The Final Tour, così si chiama la straordinaria tournée mondiale con cui l'artista saluta il pubblico e dice addio ai palcoscenici.
50 anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti, numeri che parlano da soli. Tozzi, icona della musica italiana, ha incantato generazioni intere portando i suoi successi nei templi della musica mondiale. Il cantautore torinese, creativo e carismatico, resterà nella storia per brani immortali come Ti amo, capace di restare in vetta alle classifiche per 7 mesi e vincere il Festival Bar del 1977. Un concerto indimenticabile. Agrigento ha salutato con emozione l'ultima notte rosa di Umberto Tozzi. Breve pausa, il calcio con il Catania che prepara il match di Cava. Il Catania lavora per Caturano e Buglio sul mercato. La squadra prepara il match di Cava dove D'Ausilio vuole essere ancora protagonista. Il trequartista nel corso della trasmissione Corner dice: tutti insieme possiamo vincere. Sentiamo Marco Carli. Fra una settimana, per la gioia degli allenatori, il mercato avrà già chiuso i battenti, ma adesso, per fare felice Toscano, Pastore lavora per portare 2 colpi. I ruoli li sappiamo e tutto sommato anche i nomi. In attacco, Caturano, una garanzia per la Serie C che vuole Catania, e il club punta a portare il rossazzurro prima del match con la Cavese. È pronto anche segnato nell'ultimo turno facendo vincere il Potenza. Gori resta di sfondo come alternativa, mentre Leonardi viene visto come l'investimento per il futuro. Lui, catanese, con la motivazione di fare bene. A centrocampo, l'uomo su cui si punta è Buglio, con Quaini che potrebbe andare alla Juve Stabia. Servono poi le cessioni. Dopo Marsura c'è D'Andrea e forse qualche altro non considerato centrale nel progetto. Un reparto più che completo è quello dei giocatori che agiscono dietro la punta, come D'Ausilio. Si è presentato con un gran gol alla prima di campionato, è stato nostro ospite a Corner. Insieme si esce, anche con la piazza, se stiamo insieme possiamo fare grandi cose. Noi dobbiamo pensare solo a mettere del nostro in campo e correre verso il nostro obiettivo. Toscano guarda al mercato, ma soprattutto a preparare la sua squadra per la Cavese. Noi dobbiamo pensare partita per partita, ora c'è la Cavese e il mister prepara al meglio la partita, quindi bisogna stare attenti perché giochiamo in casa loro. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.